Oh, you came and tucked your way into my heart. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. Lo spostamento che abbiamo visto fino a questo momento è stato un po' elastico, no? Ha cercato di essere sempre con il between e con una certa prossimità. Adesso credo Mamma D ha fatto un lancio lungo, giusto? Perché mi sono girato. È stato un lancio verticale. È una delle problematiche che possiamo avere, perché magari noi stiamo ritornando dalla difesa, allargandoci, fanno un lancio verticale e ci rubano 20-30 metri. Cosa ha fatto Giacomo? Giacomo, quando siamo partiti, io ti metto dove sei tu adesso. Quando è partito il lancio lungo, dov'eri? Un po' più indietro. Vai. Ok? Allora, è una via di mezzo. Dobbiamo imparare. No. Quando abbiamo la palla dietro, avere un campo visivo ampio. Così Mamma D ha fatto il lancio, è passato davanti a Giacomo che però guardava Mamma D e poi ha dovuto girare lo sguardo, quindi poteva succedere qualsiasi cosa al limite dell'area. Quindi al momento del lancio dobbiamo essere dove? Giacomo, mettiti. Ok? Così abbiamo visuale su chi fa il lancio, adesso Mamma D è lì, era prima di centrocampo se non ricordo male, abbiamo visuale su quello che succede lì, continua lo spostamento ad allargarci in maniera ampia, se la palla va dall'altra parte andiamo dentro e abbiamo non solo il between perché siamo laterali, ma anche la prossimità. È chiaro? Ci siamo? Allora, sì, dobbiamo stare attenti perché palla al portiere, pressione dell'attaccante. Giacomo, se c'è un fallo del portiere sull'attaccante o il portiere perde il pallone, blocca l'attaccante che sta andando in porta, noi siamo circa a 40 metri. Non abbiamo between perché vediamo l'azione da dietro, non abbiamo evidentemente prossimità. Ok? Cosa dobbiamo fare in questi casi? Diciamo che di punto in bianco noi ci stiamo spostando, no? Stiamo risalendo, di punto in bianco un difensore dà la palla indietro al portiere. Non si accorge che, quindi è un retropassaggio volontario, l'attaccante gli va incontro. Abbiamo due possibilità, o sperare di vedere bene correndo dietro all'azione e non è la scelta migliore, oppure dove vai Giacomo se hai un'azione del genere, tu sei lì, cosa facciamo? Scatti in che direzione? Allora tu così stai andando verso la prossimità, però è difficile che tu sia più veloce del pallone. Mi allargo perché perdo qualche metro di prossimità, però ho la luce tra i calciatori e posso valutare il fallo. Poi se c'è qualcosa, comunque
entro, dritto, dritto, vai di là, vai di là, vai di là, entro in area di rigore. Ok? Entrare in area di rigore perché abbiamo detto che nella situazione in cui abbiamo fermato è giusto allargarsi e lì ci fermiamo. Okay? Se l'azione va avanti, io da largo che ho i tre calciatori comincio a guadagnare indietro lateralmente. Ok? Allora, la palla con te. Da di là ci siamo spostati qua. Dobbiamo fare cosa, Alex? Però mettono la gara. Ma vai. Fermati. In questa situazione lo funzionamento corretto è quello. Anche un po' più avanti, casomai. Perché? Queen e a prossimità. È chiaro che su un'azione molto veloce non potrò pretendere di essere sono qui in questo momento. Tra un decimo di secondo sono nel posto sbagliato. Tra un decimo di secondo sono nel posto sbagliato. Se sono lì ho la possibilità di lancio lungo, andare ad incrociare segnalazione. Lancio lungo di là, mi giro, ho il punto, il cono di visione molto aperto, passo a sinistra di centrocampo e mi avvicino sull'altra fascia. Se per caso la situazione stagna lì e magari può esserci Giacomo che ruba la palla e parte, io sono comunque nella possibilità di andare dove? Vai Alex, mi avvicino di là al punto nevralgico vicino all'area di rigore. Però almeno con Terena ha fatto effetto. Immagino. Andiamo tutti in Inghilterra, ci sta facciamo così. Cambiano il gioco. Se cambiano il gioco da lì e noi andiamo da quella parte, ci allontaniamo di molto. Esatto. Quindi facciamo un passo indietro. Torna lì dove è partito, dove eri. Lì c'è stato un lancio lungo in quella direzione. Il posto dell'aula è meglio sta roba qua. Ok? Diagonale, tagliamo. Abbiamo una visuale aperta. Se per caso stai in azione, beh no, è difficile che tu riesca a metterti. Ulmuz fa confusione. Ok? Io da lì mi sono spostato in diagonale, mi sto avvicinando all'azione nevralgica, però una posizione tale, ho tutta l'area davanti a non più di 15 metri. Questo è molto importante perché nei cambi di direzione ci perdiamo a volte. Dobbiamo sempre pensare che dobbiamo essere in grado di essere abbastanza vicini, ma di avere una visuale quanto più ampia possibile, perché poi quando noi arriviamo nel punto nevralgico non sappiamo se poi l'azione rimane lì. Se noi andiamo troppo piatti dando le spalle, lui poi crossa e io mi trovo Carlo magari per terra in area di rigore. Ok? Lì però non c'è nessuno. Tutti i calciatori che potrebbero essere in fuorigioco sono lì o che potrebbero essere parte attiva. Quindi essere lì mi porta a non essere credibile, a non poter prendere decisioni. Dobbiamo prendere le cose, anche analizzarle per priorità. Quindi ci avviciniamo. Okay. Per esempio così non sei nel punto nevralgico, ma hai davanti tutta l'azione. Dobbiamo essere bravi appena parte a muoverci però. Ok?
Che cazzo fai? È il punto che comunque fuori gioco i falli da qui dietro non posso vederli. Quindi o ho avuto un spostamento che mi ha consentito di... Oppure se sono preso così cosa faccio? Se tu sei qua, vai. Ok? Se noi stiamo presi in contropiede da un'azione, come abbiamo detto prima, ci allarghiamo. È inutile che seguiamo da dietro perché non vediamo trattenute. E poi vieni qua un attimo. Così mi vedete? Vedete che mi trattiene? Così? No! Che va verso il calcio d'angolo, profondità, piove giustamente e dice ok, cerco di stare largo. Il problema qual è? Che se io mi metto tutto di qua non vedo niente là, magari c'è un'entrata in area, non vedo il fallo. Quindi ci sta a allargarsi, ma piuttosto ci allarghiamo dall'altra parte così. Ok? Perché così? Perché ho l'azione là e sto comunque dando il fronte di qua. È chiaro? Fate il tiro largo, perché voi dovete essere lì prima che calci. Ok? Non devi giocare. Bene, perché abbiamo seguito l'azione, la palla è andata di là, Piove si è messo di qua, ha guardato, poi l'azione è ritornata dentro. Non dobbiamo fare così quando l'azione torna dentro, ok? Dobbiamo fare come ha fatto Piove prima. Quindi entriamo e seguiamo l'azione, ok? È importante perché se noi invece ci allarghiamo, perdiamo tutto, poi lì che poteva esserci un fallo non vediamo nulla. Mamma mia! Che tocco! Perché non va bene il posizionamento dell'arbitro? In linea col penultimo difensore sulla linea laterale. Dov'è Piove? Laterali, prossimità, area di rigore. Se noi l'avessimo vista da qui, non avremmo potuto percepire nulla. E questa è una cosa che invece ci viene molto facile fare, cioè seguire l'azione da dietro. Ok? Non mi ricordo perché. Avevo visto questo, per vedere almeno Pulita e profumata. per arrivare. Alle 2
5, doccia, pranzo e... Ma non c'era fallo. Contropiede così a capo. Ma sì, madonna! L'ha devastato, mamma mia. Oh, mi sembra candela. Entra, gol. Buttati! La Sara non si sta mai fermando, ragazzi, bisogna guardare. La Sara non si è mai fermata finora. Non guardate la partita, guardate come si sposta lei. È sempre massimo 10 metri dal pallone. Sempre. Vedete che adesso ha fischiato, aveva il declino. Allora qua lo spostamento era molto efficace. Palla si allarga sulla fascia, Sara indietreggia e guarda l'azione lateralmente. La palla torna lì, Sara si avvicina, la palla poi parte in verticale, Sara la segue stando lì. Spostamento che vorremmo trasmettere. Guarda la costruzione dal basso. Ma Matteo comunque, cioè, guarda, si abbassa. Vedete che si avvicina, però adesso si riallarga, segue l'azione dalla fascia laterale, azione centrale, Brava. lungo ad incrociare, vedete? Allarghiamo, andiamo ad incrociare, lasciamo passare il gioco. Oh, mamma mia, che azione! Ma mamma di guarda che giocatore, perché non è seriano? Ha lasciato spazio a Koulibaly. Tutto molto bello. Vediamo se è un... Ragazzi, sempre l'azione, sempre... sta mai fermo. Quando è giusto posizionarsi da quella parte lì, qual è il problema? È che se poi dobbiamo essere pronti perché Andre me la tiri per favore. È successo più o meno così, no? La palla è uscita da qua, mi sembra sia stata ridata indietro, quindi è rientrata nuovamente e abbiamo difensore e mi sembra arrivasse anche un attaccante, giusto? Però il posizionamento è giusto, lo spostamento prevede il fatto che se ho un problema di questo tipo mi devo avvicinare, sempre con l'angolo da avere, vedete Sara, ok, rispetto all'azione è laterale e vede la luce tra i calciatori, però bisogna avvicinarsi. E poi ad esempio l'azione riparte così, poi continuiamo stando larghi di qua, vieni, continuiamo stando larghi, sì, adesso ti allarghi, però se andava là l'azione poi andavi là. Staziona qui e poi a un certo punto ti viene in mente no, di sviluppare il gioco e lanciamo l'uno e noi siamo qui e non possiamo farci niente, ormai siamo qui. Allora a quel punto io posso seguire l'azione come stavo facendo, però qual è il problema? Che l'azione io sono qua dietro e quindi non potrò mai guardare Dall'altra parte allargare per vedere la pizza. Marwa ha detto io scelgo di prendere una decisione di allargarmi, l'ha fatto in maniera efficace,
poteva farlo di là e magari l'azione andava lì e lei era larga e poteva vedere il cross. Tu lo puoi sapere. Hai preso una decisione. È allargata. La decisione non corretta in ogni caso è da dietro. Ok? Cioè, quello che stavamo facendo prima non andava bene. Ok? Poi, se vogliamo anche dire che teoricamente il pallone dovrebbe essere sempre a destra, allora è più efficace spostarsi così, potendo avere tutta l'azione lì e avendo l'area davanti. Se tu sei lì, sei schiacciato, è tutto davanti, ma sei molto difficile. C'è il posizionamento di Maro che era troppo semplice perché sono caduti davanti, adesso facciamo il posizionamento su calcio di rigore. Allora Marwa, coordina la situazione. Che problema abbiamo? Signori, fuori dalla lunetta, grazie. Avanti, avanti, dietro. Dietro. Ci deve essere indicato dove deve tirare messo. Fuori dall'area di rigore. Fuori dalla lunetta, perché? Perché la lunetta ti dà i 9,15 m dal calcio di rigore. E devono essere tutti dietro là. Quanti ne hai davanti alla linea del pallone? E questi qua? Ok? Facciamoli rimettere a posto. Dov'è che mi posso mettere? O meglio, dov'è che mi devo mettere? Allora, se noi ci mettiamo qui, abbiamo un problema però. Nel senso che distanti forse ora è chiaro che noi dobbiamo avere sotto controllo tutti e soprattutto un trucchetto che ci hanno sempre insegnato è se io sto in questa posizione però psicologicamente sto dicendo mi sta guardando e me ne guardate. quando io alzo la mano qualcuno entra, tu Mauro devi continuare a guardare Andrea e mi dici il momento in cui qualcuno entra, tu continui a guardare Andrea. Ok, ma tu stavi guardando lì e come hai fatto? Ok? Con la coda dell'occhio io vedo se uno mi passa davanti e se io sono vicino alla linea, se uno mi passa davanti prima che sia stato calciato, vuol dire che c'era qualcuno di troppo in area. È chiaro questo punto? Perché è fondamentale, perché se noi ci mettiamo qui, tempo che io vedo passare qualcuno, adesso forse lo vedo. È chiaro questo, ragazzi? È un bel trucco, è utile questo, Quindi ci mettiamo vicino, orientati in questo modo. Se indicate una rimessa laterale, non dovete indicarla col braccio così. Se c'è un calcio di angolo, non potete indicarlo così, o non indicarlo. Calcio d'angolo di là. Ok? Braccio, peso, bello, fondo, si indica, la rimessa dal fondo si indica sempre. Non con la mano così, bella, dritta, tesa, chiara, con la mano così. In modo chiaro. Attenzione, quando indicate le rimesse laterali, non è necessario indicarle tutte. Dovete indicare solo quelle dove ci sono dei dubbi. Vi fate capire il linguaggio del corpo, andando nella direzione dove si sviluppa il gioco. La munizione non è una punizione per tutti, ok? È e soprattutto un atto di prevenzione, cioè è una cosa che devono vedere tutti e che deve vedere soprattutto il giocatore alla quale rivolta. Alzato non va sbattuto in faccia ai giocatori e così, perché è una munizione che ha meno peso. Invece se voi state così 2-3 secondi, la vedono bene tutti. Se qualcuno magari è girato un attimo, si gira e dice cazzo sta morendo l'arbitro. Eccolo qua, bello, peso in alto, bella, dritta. Non andate a muso con i giocatori, quando munite ricordatevi sempre di rispettare la distanza della sfera intima. Non ci si avvicina mai più di così a un giocatore, si deve ammonire. Il Covid anche, Si ammonisce, 1, 2, 3, via, e si mette.
Quest'anno tra l'altro le novità sono molto poche e adesso le leggiamo come ha detto Rino, proprio perché al momento ci manca il materiale del settore tecnico e quella è una cosa che poi vedrete con i vari alunni OTS piuttosto che CRA, quando appunto andrete a fare le giornate di lavoro. I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale provato e non devono costituire pericolo per alcuno. I pali e la traversa di entrambe le porte devono essere della stessa forma, la quale deve essere quadrata, rettangolare, circolare, ellittica o una combinazione di queste opzioni. La novità è una sola e molto semplice, dice che i pali e la traversa devono avere la stessa forma e questo è valido per entrambe le porte, perciò tutte e due le porte devono avere la stessa identità. Di salto ovviamente tutte quelle che sono le novità, chiamiamole più importanti, che sono quelle della online technology, perché a noi purtroppo non interessano. E andiamo avanti. Regola 7, la durata della gara, questo è un chiarimento. Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo di gioco perduto per motivazioni e via discorrendo. È solamente un chiarimento, c'è un'interruzione alla fine della partita, date del recupero, quell'interruzione prosegue, magari c'è un giocatore infortunato che rimane a terra oltre il 45esimo del tempo, il recupero che noi mostriamo equivale effettivamente al tempo in cui si deve giocare. Poi, regola 12, falli e scorrettezze. Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni: morde o sputa qualcuno iscritto nell'elenco delle squadre o un ufficiale di gara. Quindi non è cambiato nulla se non il mordo o sputa qualcuno iscritto nell'elenco. Quindi è una precisazione che dice un calcio di punizione o di rigore, indipendentemente diretto o indiretto ovviamente, può essere assegnato soltanto per infrazioni commesse contro qualcuno iscritto nell'elenco delle squadre, che siano calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi o dirigenti, o un ufficiale di gara. Perciò, nell'ipotesi in cui vi capiti qualcuno che morde o sputa a qualcuno che non è iscritto in questo elenco, che non siete voi, non si può assegnare un calcio di punizione, diretto o indiretto, o un calcio di rigore. Lì va a sputare, che ne so, contro qualcuno del pubblico piuttosto che contro la cattapalle, cose molto remote, però se dovessero succedere sapete che non si può dare un calcio di punizione o di rigore. Poi la novità più importante di quest'anno riguarda sempre la regola 12 falli e scorrettezze ed è il fallo di mano. La novità è una premessa che viene fatta relativa al fallo di mano, che è questa: non ogni contatto del pallone con una mano o un braccio di un calciatore costituisce un'infrazione. È un'infrazione se un calciatore tocca intenzionalmente il pallone con la mano o con il braccio, per esempio muovendo la mano o il braccio verso il pallone. Tocca il pallone con le proprie mani e braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo. Considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani e braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione o non è giustificabile da tale movimento. Avendo le mani e braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpiti dal pallone e di essere quindi sanzionato. Quindi la novità importante è questa: lo scorso anno e anche l'anno precedente ci si muoveva molto, erano venute anche fuori molte cose particolari relative alla posizione più o meno naturale dei calciatori quando allargano le braccia, perché il nostro problema pensando al campo è proprio quando i calciatori non hanno tanto le mani qui, quando iniziano ad alzare. Ricordate, la regola prevedeva che l'altezza delle spalle in su fosse sempre punibile, quindi un calcio di punizione diretto di rigore. Il problema era qui. Poi, con la stagione che è passata e anche con le problematiche che sono emerse soprattutto nel finale di stagione, si è pensato di dare un qualcosa di diverso e di inserire nel regolamento questa specifica, ovvero, come dicevano, gli arbitri devono giudicare la legittimità della posizione della mano o del braccio in relazione al movimento che il calciatore sta facendo in quella specifica situazione. Questa è una novità per noi. Diciamo che mentre 2 anni fa si è
cercato di avere per il fallo di mano dei criteri quanto più possibile oggettivi sul fallo di mano. Qui un pochino sembra essere tornato indietro per avere anche noi una maggiore opportunità di scelta, cioè nel senso siamo noi che poi in campo valutiamo quello che è l'atteggiamento più o meno legittimo di un calciatore quando colpisce il pallone. L'ultimo punto è segna nella porta avversaria direttamente con le proprie mani o braccia, anche se in modo accidentale, compreso il portiere, o segna nella porta avversaria immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani e braccia, anche se in modo accidentale. Questo è rimasto invariato rispetto all'anno scorso. Sappiamo che se un calciatore segna una rete colpendo il pallone con un braccio, meglio, il pallone va a colpire il braccio e viene segnata una rete immediatamente, questa non è una novità, anche l'anno scorso noi annullavamo la rete. Viene però stata tolta dal regolamento tutta l'altra parte che invece diceva, se vi ricordate il regolamento vecchio, diceva se il pallone proviene direttamente dalla testa o dal corpo del calciatore stesso, se proviene dalla testa o dal corpo di un calciatore che gli è vicino, se mani e braccia del corpo non si trovano in posizione innaturale. Di conseguenza la spiegazione che hanno dato è un contatto accidentale mano-pallone da parte di un compagno prima della segnatura di una rete e un contatto accidentale mano-pallone che crea un'opportunità di segnare una rete non saranno più considerate infrazioni. In questo caso la scorsa stagione, se era una cosa immediata, si annullava la rete, adesso invece no, la rete va convalidata. Questo è il primo cambiamento. Il secondo cambiamento era anche l'opportunità di segnare una rete, cioè se il braccio accidentale e segnatura di rete sono immediata va annullato. Se invece passa il tempo, quindi non si passa di, diciamo, non è un'immediatezza, ma si tratta di un'opportunità di segnare una rete, quindi passa più tempo, siamo più distanti anche dalla porta proprio perché passa più tempo, in quel caso la scorsa stagione, per lo stesso motivo di prima, si annullava il gol. Quest'anno invece dice no, il gol va convalidato. Queste sono le due importanti novità. Il contatto accidentale mano-pallone da parte di un compagno prima della segnatura di una rete e un contatto accidentale mano-pallone che crea un'opportunità di segnare una rete, quello che mi ha chiesto prima, non saranno più considerati infrazioni. Perciò, allora, è vero sono dei casi particolari, però ricordatevi sempre, noi abbiamo un regolamento. Il regolamento alle volte può essere particolare, alle volte può non piacerci su alcuni aspetti, ma è il regolamento. È un po' come se fosse il codice della strada. Anche a me piacerebbe correre a 100 all'ora, ma se c'è il limite dei 50, quello va e va rispettato. Per quanto riguarda il calcio di punizione indiretto, e viene assegnato quando se un calciatore inizia un'azione tesa ad aggirare intenzionalmente la regola al fine di passare il pallone anche da calcio di punizione o calcio di rinvio al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio eccetera, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani. Il portiere sarà ammonito se l'iniziatore di tale azione sarà ammonito se è l'iniziatore di tale azione deliberata. Dopodiché, sempre all'interno della regola 12, ci sono le ammonizioni per comportamento antisportivo. Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se inizia un'azione tesa ad aggirare intenzionalmente la regola al fine di passare il pallone anche da calcio di punizione a calcio di rinvio al proprio portiere con la testa, il torace e il ginocchio, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani. Il portiere sarà ammonito se è l'iniziatore di tale azione deliberata. Allora, sostanzialmente la spiegazione è questa: l'infrazione consiste nell'utilizzare un espediente per aggirare la regola che impedisce al portiere di toccare il pallone con le mani su passaggio deliberato con i piedi di un compagno. Sarà ora applicata anche ai calci di rinvio. Il portiere sarà ammonito se responsabile di avere dato inizio all'espediente. Riprese di gioco dopo falli e scorrettezze. Qua rimane tutto quanto invariato se non questa cosa che è relativa alla prima regola che abbiamo visto, la seconda regola che abbiamo visto. Se l'arbitro interrompe il gioco per un'infrazione commessa da un calciatore dentro o fuori il terreno di gioco
nei confronti di un corpo estraneo, il gioco verrà ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro, a meno che non venga assegnato un calcio di punizione perché il calciatore è uscito dal terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro. La spiegazione allora: un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per un'infrazione commessa contro qualcuno iscritto nell'elenco consegnato a noi prima della gara o contro gli ufficiali di gara. È la stessa cosa che vi ho detto prima nell'altra regola. Se il gioco viene interrotto a causa di un episodio che coinvolge qualsiasi altra persona, animale, oggetto, quindi con un corpo estraneo, il gioco riprende con una rimessa da parte dell'arbitro. Punto. L'unica eccezione è se il giocatore che commette questa infrazione esce dal terreno di gioco senza autorizzazione, allora a quel punto si ripartirà con un calcio di punizione perché si va a punire il fatto che lui sia uscito senza il nostro consenso. In tutti gli altri casi, calcio di rimessa da parte dell'arbitro. Grazie. E buon proseguimento. Qui faremo i test muscolari con me, qui faremo il salto, come dicevo prima, si parte punta del piede all'altezza della piastrella, si salta in avanti più lungo che potete senza perdere l'equilibrio personale nullo, senza spaccarvi anche possibilmente, e si tiene conto, si fa 3 volte, si tiene conto del tentativo migliore, va bene? E questo è uno. Piede sulla piastrella, fa questo, si raggiunge più in là possibile con il piede, ok? Perché qua 3 tentativi del punto di rigore, 3 tentativi qua, ok? E 3 tentativi qua. Mi raccomando non si cade, se no è nullo. Vai. Ok. 200. Vai. 200 più forte che puoi. Vai. 190. 40 euro piuttosto. Secondo me. Dai, non fatelo di ce la fa. Vai. 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 200. Ma no, 93 anche. Io sono 1,70 m. Io guarda che rapidi, ampi e veloci, forza, su, belli ampi, più possibile, dai, deve bruciare il colpaccio, rapidi! Che vi parlerà vi farà un focus sulla personalità, gestione della gara, qualcosina su pre-gara, ok? Quindi farà un'ora più di chiedere molto sulla. Parla di personalità, cominciamo a parlare di personalità. Allora, la personalità non è altro che la conseguenza, ok, della vostra preparazione in termini di preparazione atletica, tecnica e comportamentale. Se voi siete in possesso di tutti questi requisiti, potete mettere in moto quello della personalità. Attesa delle designazioni, voi sapete che le designazioni arrivano, adesso ne dobbiamo ancora stabilire quando le invieremo, comunque indicativamente le designazioni arrivano lunedì sera, massimo il martedì, diciamo della settimana della gara, diciamo arrivano massimo martedì, all'ora di pranzo. Quest'anno saremo ancora più attenti in questo, vorremmo accettaste le partite subito, quando vi arriva, perché questo indice di personalità, guardate la classifica, guardate se uno è prima, se ci sono dei precedenti, cercate di cogliere tutte quelle informazioni che non sono indispensabili, perché qualcuno potrebbe
dire ma l'arbitro deve andare libero da ogni come dire, preconcetto vero, ma avere delle informazioni non guasta. Quindi se noi sappiamo in che tipo di ambiente, in che tipo di gara andiamo ad affrontare, sicuramente è una cosa che non ci può mettere in una situazione di svantaggio, perché sapere è sempre meglio che non sapere. Il giorno della gara vado ad arbitrare, mi vesto per andare ad arbitrare. Quando mi vesto per andare ad arbitrare mi ricordo che sono un arbitro di calcio, rappresento l'AIA e rappresento non solo i colleghi della mia sezione, ma io rappresento un'associazione. Quindi se voi ci guardano tutti, se sotto un occhio del ciclone, come dire, sarebbe opportuno da parte vostra che voi andate ad arbitrare sempre in modo sobrio. E osservate, se voi arrivate in orario e non arrivate trafelati, non siete di corsa, arrivate un'ora e un quarto prima della partita, un'ora prima, vi presentate in un certo modo, già avete acquistato il primo tassello di personalità. Mi raccomando, l'educazione. L'educazione. Noi facciamo un servizio, siamo ospiti di strutture pubbliche e quindi dobbiamo essere gentili. Comandiamo noi, ma in senso buono. Quando capita, e capita, di avere dirigenti che non sono altrettanto educati con noi. Noi rispondiamo sempre con educazione, perché rispondere con ineducazione vuol dire mettersi allo stesso livello e passare comunque dalla parte del torto. Siccome noi siamo persone super partes, siamo al di sopra delle parti, vediamo buon senso sempre, noi dobbiamo sempre essere educati. Quando andate a fare l'appello, anche quello lì è molto importante, quando fate l'appello cercate di essere naturali, voi stessi, cercate di non essere costruiti, non date un'immagine di ciò che non siete, siate voi stessi, il suo modo di presentarsi, ok? Siate tranquilli, perché quello è un momento dove siete voi in uno spogliatoio con 25 persone che vi guardano, e quello è il momento dove i giocatori decidono se in campo vi mangiano oppure no, cercano di percepire di che pasta siete fatti, quindi quello è un momento da sfruttare a vostro vantaggio nel modo migliore, quindi cercate di essere tranquilli, sereni, non serve alzare la voce, il trucco è parlare in modo normale e lo fate con calma l'appello, vedrete che i giocatori, come dire, percepiranno la vostra tranquillità, la vostra serenità, d'accordo? Pensate, la partita non è ancora cominciata, da quando arrivate alla designazione, se fate bene queste tre cose, 1, 2, 3 livelli di già siete un po' credibili. Campo, e uscite dallo spogliatoio, innanzitutto prima di entrare in campo guardatevi, valorizzatevi, ognuno deve vendere il meglio di sé quando va in campo, quindi controllate bene la divisa, come siete vestiti, guardatevi allo specchio, quando entrate in campo dovete sentirvi belli, fighi, cioè voi dovete emanare entusiasmo, dovete dare proprio l'impressione di essere nell'unico posto dove voi vorreste stare, è questo che dovete sentire voi e dovete emanare agli altri, credere in voi stessi, siete proprio voi, perché se non siete voi a credere in voi stessi, come possono essere gli altri a credere in voi se non siete voi per primi a crederci? Ma per uscire, controllate che tutte e due le squadre siano fuori. Quando tutte e due le squadre sono fuori e vedete 22 giocatori, allora arrivate anche voi col pallone, fatevi desiderare cazzo, gli arbitri, dei confini. Adesso si può andare. Perché non una volta, ma diverse volte, ho visto arbitri andare al centrocampo, arbitri di seconda categoria, andare al centrocampo con giocatori che uscivano dagli spogliatoi di corsa. Tipo 11 da una parte, 7 dall'altra e gli altri 4. No, aspetta, è l'arbitro tranquillo. Di parte, diamo importanza agli assistenti di parte. In che senso? Fare l'assistente di parte è una delle cose più noiose e degradanti che un dirigente possa fare a livello di, finché non c'è, come dire, l'assistente ufficiale a livello di parte, base. Parlo di assistenti di parte naturalmente. Dobbiamo dare importanza a queste persone perché hanno un ruolo e ci servono per dirci quando la palla va fuori. Prima di cominciare la gara, lo potete fare anche prima,
spiegatevi dove devono mettersi questi assistenti, perché non è bello andare, perché se lo vedo nei dietro, nei giornalissimi ci può stare, ma se vado in seconda categoria e vedo un assistente di parte, messo uno lì a centrocampo e uno lì vicino alla panchina, sono cose fondamentali, perché vi guardano, perché se ci sono 100 persone, i giocatori, i dirigenti, dicono guarda dove far mettere gli assistenti, come qua una cosa. Il fatto che voi li facciate mettere nel posto che vi viene detto come da disposizioni, il fatto che voi facciate rispettare anche questa cosa, anche questo vi dà personalità. Dovete imparare a andare al di là del vostro, a iniziare a entrare nell'ottica di curare anche questi dettagli. Vale per i meno giovani, dire per quelli già un po' più navigati, vale anche per quelli che devono imparare. Il fatto di far vedere che siete così, che fai così, che fai così, vi guardano e dico cazzo, questo è un arbitro che sta coordinando gli assistenti. Quindi questo qua è uno che è arrivato in orario, si è vestito bene, si è presentato bene, ha fatto bene l'appello, ha aspettato le squadre fuori dagli spogliatoi, poi è entrato lui, è andato a centrocampo, anzi prima di andare a centrocampo ha detto agli assistenti di mettersi nella posizione corretta. Non ho ancora arbitrato, ma questo qua secondo me è un ragazzo sveglio. Prima di fischiare fate attenzione che le squadre siano schierate, guardate, non fate il fischio quando ci sono i giocatori che stanno ancora arrivando da dietro. Il fischio, ragazzi, quel fischio là è il vostro, proprio il vostro, il fischio ve lo potete preparare, perché è il primo, è il primo colpo di pistola che sparate. Deve essere bello, deve essere pregnante, dovete vedere i giocatori di fianco a voi che fanno così. Che cosa deve fare un arbitro quando comincia la gara? Da subito. Parte correre, diamo per scontati che siete tutti allenati, preparati tecnicamente. Prevenzione, ci può stare. La prevenzione, allora, deve da subito individuare quelli che sono gli elementi di disturbo, che vi possono creare dei problemi. Quelli li dovete identificare subito, soprattutto nei primi minuti, perché nei primi minuti vi tastano e lì create una linea, e quella linea la decidete voi, non la decidono i giocatori, siete voi che decidete la soglia della linea che volete adottare mentre arbitrate. Se ci sono delle persone che vi creano dei problemi nella comunicazione con questi giocatori, non abbiate paura, non tutti sono degli oratori e sono, come dire, magari dall'inizio in grado di dare delle spiegazioni o di usare grandi parole. Ma ragazzi, noi quando parliamo non dobbiamo dare spiegazioni, quando richiamiamo i giocatori non dobbiamo dilungarci. Il richiamo deve essere una cosa che dura 3 secondi, 4 secondi, bisogna dire poche parole chiare, determinate, in modo educato e determinato. Se c'è una controversia regolamentare perché il giocatore ci sta imputando un qualcosa che secondo lui non è così, noi non siamo tenuti a dare delle spiegazioni, perché noi le sappiamo le regole, sono loro che non le sanno. Si dice quello che si deve dire, in poco, e si va via. Andate in discussioni e più vi vengono a chiedere di parlare. Meno parlate, meno vi vengono a chiedere di parlare. Quindi il segreto è parlare poco e quando serve. Questo è un'altra cosa che se la mettete in atto, personalità. Che cos'altro in campo si può fare per acquistare maggiormente personalità? Ad esempio, il calcio d'angolo. Al primo calcio d'angolo cosa si fa? Di solito si controlla che non ci siano giocatori che si strattonano in area. Quindi se noi ci mettiamo a controllare questa cosa e vediamo al primo calcio d'angolo che ci sono dei giocatori che si strattonano, noi interveniamo subito e diamo un segnale, facciamo capire a tutti che questo è un arbitro che fa attenzione ai calci d'angolo e agli strattonamenti in area. Andate lì, chiamate fuori le persone, serve che vi dico qualcosa, vi chiamo perché sennò il fischio calcio di rigore o per la difesa, non è che fuori a guardare, a fare l'evitato. Siate chiari, trasparenti, decisi, lasciate il messaggio che dovete lasciare. Avete acquistato personalità, i giocatori lo sanno, sono preparati. E qui è importante, dico anche quello,
fate attenzione alle panchine, a quello che dicono le panchine. La maggior parte di voi non si interessano o non percepiscono le problematiche che può creare una panchina all'interno di una gara. Voi dovete avere orecchie, non per le persone che sono in tribuna, ma sicuramente riuscite a sentire quello che dicono dalle panchine, i commenti. Quindi un allenatore che dice ma arbitro, gli era fallo! Voi non potete soprassedere su questa cosa. Non esiste, cioè vi state dando 50 euro in mano. Non esiste, glielo dovete far presente che non è una cosa che si fa. Adesso vi spiego anche come. Non dovete glissare su queste cose, in nessun modo, perché loro sono, come dire, le persone che maggiormente l'allenatore è il faro catalizzatore di solito dei giocatori, quindi di solito voi ve ne sarete accorti, se l'allenatore è un maleducato, di solito i giocatori, se l'allenatore è educato, se la dirigenza è una dirigenza di qualità, sono più indicati, anche la squadra si comporta meglio. Se ci sono degli estremi per il provvedimento disciplinare, sì, dovete fargli 50 metri, ma se non ritenete che non ci sono, non è necessario che li facciate, ma quando passate di là dovete fargli presente che avete sentito. Anche dopo 5 minuti. Invece sul nascere fermate il faro catalizzatore che è l'allenatore, sottolineiate lui, i giocatori si fidano di voi, non hanno più dietro l'allenatore non si permette più. Questa è un'altra cosa che vi dà personalità. Ad esempio, le punizioni, i calci di punizione, ragazzi, anche questo è un tasto che a me è molto caro. Chi batte la punizione ha il diritto o no di batterla subito sta punizione o no? Sì. Ce l'ha? Sì, sì. Allora se io mi metto davanti al pallone, glielo sto impedendo. Ok, che cosa ti fa di solito l'arbitro? In quel caso non la Chiama fa subito prima ancora che si avvicini. Bravissimo. Giocabile, via. Vi stanno rispondendo due persone, come dire, che hanno un attimo di dimestichezza. Ma siccome il regolamento dice che chi batte un calcio di punizione ha il diritto di farlo subito e dovrebbe avere il difendente a 9,15 m, ma noi sappiamo benissimo che non andrà mai subito a 9,15 m perché ce lo dobbiamo mettere noi a 9,15 m, quantomeno possiamo ottenere la palla giocabile. Darsi che un difendente si metta davanti al pallone in un calcio di punizione, con una partita di punizione, e saperlo, e dirgli, ragazzi, scusa, mettiti un pochino più in là, mettiti a distanza, guarda che la palla deve essere giocabile, per cortesia, lo fate una volta, 2 volte, non lo fanno più, perché i difendenti gliel'avete detto, avete dato un segnale di presenza e non lo fanno più, non si mettono più davanti alla palla. Se voi non lo fate, avrete per tutta la partita gente che si mette davanti alla palla, quello che deve battere fa arbitro, distanza, fischio io, aspetta, no, metti 15, facciamo, ok? E Ciccio scrive. E io scrivo. Se invece noi sappiamo che esiste questo problema e intimiamo il difensore a rispettare almeno una distanza di 2 metri, facciamo in modo che chi usufruisce del calcio di punizione abbia la possibilità di farlo, magari non di tirare in porta, almeno di passarla al compagno vicino. Il fatto che voi l'abbiate fatto fa sì che tutti lo notano e non lo fanno più. Questo vi dà credibilità e personalità. Cosa nelle punizioni, ovviamente sono soprattutto punizioni sulla tre quarti, ci sono alcuni calci di punizione dove si innescano dei piccoli contraddittori tra giocatori, dove si chiede magari il parere dell'arbitro. Lì non soffermatevi, cercate di velocizzare il gioco. C'è un calcio di punizione, non andate in zone dove potrebbero succedere delle controversie, dove potrebbero dire delle cose, dove dovete entrare nel merito, dovete dare delle spiegazioni. Non date importanza a queste cose, siete superiori. Fischi il fallo, via. Già vado dove devo posizionarmi sapendo che la punizione la batteranno in quel punto. Non serve a niente che io mi fermo qua, adesso la batti qui, e intanto arriva il difensore lì del portiere. Punizioni, quando la palla va in alto. Dovete stare sulla caduta del pallone, mettersi proprio in mezzo. Perché? Perché sulla caduta del pallone ci sono un sacco di falli non necessariamente apparenti che impediscono all'attaccante o al difensore di fare il gesto che devono fare. E questa l'individuazione di questo genere di falli è una cosa che dà molto lustro alla classe dell'arbitro, perché non sono facili da vedere e li potete vedere solo se siete in mezzo e siete inattaccabili.
e noi dobbiamo imparare a diventare inattaccabili. Per essere inattaccabili dobbiamo essere nella posizione giusta. Un altro tassello di personalità. No? Durante le segnature delle reti, ad esempio, fanno gol, non dimenticatevi di guardare quello che succede. Lì non è che la partita si ferma, si vede sempre, segnatura di una rete, adesso mi rilasso un attimo. Magari la partita è 2-1, io sono rilassato, arriva il difensore, mi tira la io non l'ho visto perché in quel momento sto andando la spina. Quello è il momento dove maggiormente possono succedere delle cose. Quindi segnano un gol, guardate quello che succede, non date le spalle alla porta. Quando tornate a centrocampo, guardate quello che succede, perché c'è quello che porta la palla, prendersi la palla della rete, quello no, dammela a me, i giocatori che si abbracciano. Sono dei momenti delicati quelli, quindi controllare quello che succede. Lo vedono che state guardando, questo vi dà credibilità. Provvedimenti disciplinari, il cartellino. Ragazzi, il cartellino è una cosa che va usata in modo tempestivo. La munizione e l'espulsione devono essere tempestive. Non devono passare 4 secondi dal momento in cui voi avete fischiato fino al momento in cui estraete il cartellino. Pip, boom. È chiaro che per poter fare pip, boom, dovete essere a 8 metri dall'azione. E mettete insieme tutte queste piccole cose, da quando vi arriva la partita fino a quando la terminate, qui siete arbitri di personalità. Qui siete arbitri che hanno acquisito personalità. E nella gestione, adesso nella gestione della gara, vi troverete ad essere accettati, perché quando siete accettati ci sono meno proteste, se ci sono meno proteste ci sono meno falli, se ci sono meno falli ci sono meno provvedimenti disciplinari. Ora io non voglio far passare l'idea che un arbitro che ammonisce poco è più bravo rispetto a uno che ammonisce tanto, perché dipende dalla gara, e noi questo lo sappiamo. Se voi raggiungete un certo tipo grado di credibilità e di personalità in campo, vi accorgerete che le partite diventano più malleabili. Cioè, i giocatori, quando sanno che in campo c'è un arbitro sveglio che sa arbitrare, non ci pensano 2 volte di andare a fare un intervento cattivo. La cosa che più conta, quello che davvero vogliono dal CRA, è vedere in un arbitro la capacità che ha di incidere sulla gara. Questa è la cosa sulla quale noi lavoreremo ed è la cosa che dovete tirare fuori da tutti voi, cioè proprio la capacità di incidere su di voi, perché come diceva prima Nino, tutto quello che noi abbiamo fatto, che stiamo facendo oggi, lo facciamo per voi, non per noi. Facciamo solo oggi. Non solo oggi. Quindi, voglio dire, cercate di ricambiarci con la stessa passione che ci mettiamo noi. Perché se voi ci mettete, come dire, passione, ci date la voglia di fare le cose. E per noi non c'è soddisfazione più grande di vedere un ragazzo che grazie a noi cresce arbitralmente. Tra l'altro poi questa cosa vi aiuta anche nella vita di tutti i giorni, cioè sapervi relazionare in campo, saper comunicare con i giocatori, vi aiuta nella vita di tutti i giorni, vi aiuta nel lavoro, vi aiuta nelle amicizie, vi aiuta ad acquisire sicurezza, proprio maturità come persone. La vita arbitrale è molto utile anche per questo, dentro e fuori da campo. Prima di chiudere, io con la mia io lascio la parola a Giorgio, che ringraziamo per il supporto logistico e non solo, gli facciamo un applauso. Dovrà occuparsi con nomina di martedì prossimo in un progetto nuovo che avevo presentato in fase elettorale, che è il progetto Talent Scout. Talent Scout prevederà un Talent Scout, che sarà Giorgio Lo Secco, perché ritengo che sia l'osservatore più idoneo al momento per seguire questo tipo di progetto, okay? E seguirà inizialmente per la prima stagione 3 talent che ovviamente sceglieremo con gli organi tecnici. Questi 3 talent non sono arbitri più bravi degli altri, i non talent non sono degli arbitri più scarsi dei talent, ci sono dei parametri precisi, ogni anno si darà il giro, ovviamente
viene fatta una valutazione per questo tipo di percorso, quindi ripeto, non sono arbitri più bravi, anche se si chiamano talent, e infatti il progetto non si chiama Mentore Talent, si chiama Talent Scout, è incentrato su Talent Scout, non sui talent, ok? Non ci sono fenomeni, sono tutti uguali. La prima sezione pilota d'Italia, fare questa cosa. Allora avranno un talent scout che andrà a vederlo, perché adesso vi spiego come funziona. Avranno questo osservatore più volte durante la stagione in un percorso di crescita per vedere i miglioramenti. Chi non avrà il talent non è che ha gli osservatori più scarsi, o chi ha il talent scout ha l'osservatore più bravo. Ok, no, anche no, cancellate questa cosa. Questo è un progetto in più, è qualcosa di più. Ringrazio il consiglio direttivo e i collaboratori che sono stati con me oggi. Spero vi siate divertiti. Come avete visto, non vedete, lo ribadiremo ad uno. Il mio intento è quello di cercare di creare uno spirito di stare bene insieme, di divertirsi con leggerezza, pur facendo le cose fatte bene.